Un aristocratico, una fonte d'acqua ferruginosa. E grazie al conte Lelio Piovene, nel 1689, Recoaro, piccolo paese in provincia di Vicenza, diventa una famosa e quotata località termale. È lui a scoprire gli zampilli benefici della fonte Lelia. La peculiarità, il nostro fiore all'occhiello, è il bagno d'ocra, che è il deposito che rilasciano le acque minerali e viene raccolto e fatto maturare un anno e poi viene utilizzato appunto per fare il bagno d'ocra per le malattie artroreumatiche, artrosi, artriti e in alcuni casi, sempre su indicazione medica, facciamo anche il fango parziale sempre con l'ocra. Saranno gli scienziati della Serenissima Repubblica Veneta a verificare le proprietà terapeutiche dell'acqua di questa fonte. Siamo a Recoaro Terme, una cittadina di 6.700 abitanti, una cittadina nota per le sue fonti termali, una cittadina inserita in un contesto ambientale del territorio che spazia dai 450 metri sino agli oltre 2000 metri delle piccole Dolomiti. Un'acqua preziosa che nel 1752 gli abitanti di Recoaro poterono iniziare ad utilizzare gratuitamente e cominciarono anche i lavori per la costruzione di un centro termale. Durante gli scavi il sottosuolo riservò una sorpresa. C'erano altre 4 fonti. Qui ci troviamo nel grottino delle terme di Recoaro e ci sono le nostre 4 sorgenti e come potete vedere sulla roccia c'è il deposito che rilasciano le acque minerali, la famosa ocra che viene utilizzata per la balneoterapia e la fangoterapia. Le acque di Recoaro sono tutte bicarbonato alcaline, solo una, la Lora, è oligominerale e può essere imbottigliata. Può essere considerata a pieno titolo un'acqua medicinale, particolarmente indicata nel trattamento delle calcolosi renali e delle patologie urinarie. Le altre 4 acque invece appartengono al gruppo delle minerali, a più elevato residuo fisso. Allora, l'acqua Lelia per le sindromi ferrocarenziali, anemie, e l'acqua Lornia per le gastropatie, le malattie dello stomaco, diciamo. L'acqua nuova può essere sovrapponibile come indicazioni alle altre 2 e l'acqua amara serve per la stitichezza, la stipsi. Sono acque curative che vanno su indicazione medica dei nostri medici termali. Viene consigliata la terapia da eseguire in base alle patologie che riscontrano sui pazienti. Le terme sono frequentate ogni anno da migliaia di turisti che utilizzano lo stabilimento delle fonti centrali per le cure idropiniche, la balneoterapia e la fangoterapia. Si accede appunto alle terme con l'impegnativa, si fa il primo giorno la visita dal nostro medico e poi si iniziano le cure stabilite. Uno dei reparti più rinomati è quello riservato alle inalazioni per le alte e basse vie respiratorie. Vengono effettuate con l'acqua Lelia, che è quella più ad alto contenuto di minerali. Abbiamo un reparto dedicato ai bambini che è frequentato con successo negli ultimi anni, anche perché la caratteristica delle nostre acque è quella di essere inodore e anche per bibita essere piacevole al palato. Le terme di Recoaro non sono solo un luogo esclusivamente dedicato alle cure. Qui ci si può occupare della propria salute, ma anche del proprio benessere. Grazie alla vicinanza alle piccole Dolomiti, è possibile distrarsi con ogni tipo di attività fisica all'aperto. Il territorio di Recoaro si presta molto bene a tutta una serie di attività sportive, il Nordic Walking, le passeggiate più o meno impegnative. Si presta molto bene a essere visitato e contestualizzato anche nei suoi aspetti di cultura, di gastronomia, di storia e soprattutto di sport. E dopo tanto movimento, la tappa obbligata è la tavola. La cucina locale, di tipica vocazione montana, ha molto da offrire per solleticare il palato dei buongustai. Noi offriamo ai clienti un prodotto di territorio che ricaviamo in questo periodo dalle malghe e delle nostre erbe dei prati, a cominciare dal formaggio di malga fatto nel mese di giugno, che ha il sapore di erbe e fiori che le mucche sono appena andate in montagna, è molto accentuato. Dal nostro pane fatto in casa con il sesamo e il cumino, dai nostri funghi porcini raccolti qua nei nostri boschi, alla nostra polenta fatta qui sempre nel nostro territorio, ai gnocchi di ricotta
con i spinaci di montagna o grattakrauti, come dicevano una volta i nostri vecchi, con toseglia affumicata e burro fuso sopra, sempre di malga. Il tutto da assaporare, salumi locali compresi, con un buon bicchiere di vino rosso.